Guido Piovene, nel libro Veneto, storia di una favola, si chiede che cos'è il Veneto per i veneti, rispondendo che la loro terra è una verità. Ma esiste nel cuore dei veneti una persuasione fantastica, un sentimento ammirativo e quasi un sogno di se stessi, che non hanno l'eguale nelle altre regioni d'Italia. Il venetismo è una potente realtà della fantasia. Questa regione porta dentro un amore di sé, una felicità nel suo pittoresco, una delizia nel fare teatro di sé e della propria condizione, che lo distraggono dalla spinta del mutamento e lo affezionano al suo stato. Quanti personaggi famosi, accompagnati da passione, tenacia e serietà, hanno dato il loro contributo artistico, storico, politico, letterario ed imprenditoriale. Essi hanno arricchito con il loro genio e la loro intraprendenza il Veneto e hanno diffuso tali valori in tutto il mondo. Grandi famiglie di imprenditori veneti, i Rana, i Marzotto, i Panto, i Polegatto, i De Longhi, gli Stefanel e tanti altri. Famiglie di imprenditori che hanno portato il Veneto ad essere l'unica regione più ricca della Baviera. Famiglie che hanno costruito quello che oggi definiamo il modello Veneto. Quale motto "Siamo una gran famiglia" ne rappresenta il carattere bonario, magnanimo, pacifico e fedele. La regione ha saputo negli anni ritornare a sviluppare un ceto imprenditoriale di elevate capacità, creatività e vivacità. Nella fattispecie noi ci siamo occupati del mondo del lavoro e abbiamo voluto esplorare una realtà imprenditoriale del territorio più vicino a noi. Nel 1937 nonno Tullio Sgambaro, grazie a un'originale rigatura della macina in pietra, ottiene una farina di qualità superiore. Apicoltore per passione, fonda con la moglie Maria il primo pastificio grazie al successo del suo miele. Qual è il segreto di questa longevità? È un'azienda che è nata veramente come un'azienda artigiana, quindi poche persone, molta manualità. Io credo che la passione che ha avuto il nonno, il papà e lo zio siano i fattori determinanti, chi in un campo e chi nell'altro, chi nella produzione, chi nella vendita. Quindi gestione delle risorse anche in modo abbastanza semplice, ma gestita bene. Chi sapeva vendere lo faceva, chi sapeva produrre rimaneva a casa. Poi l'azienda ha avuto i suoi anni anche difficili, soprattutto negli anni 80-90, e sicuramente ha avuto dei momenti di assestamento. Si è assestata e si è proiettata con noi giovani, diciamo con la terza generazione, con ideali diversi da come siamo partiti, con ideali di creare un qualcosa che non sia solo un prodotto, solo sfamare, ma di dare qualcosa di più al consumatore. Quali mezzi avete adottato per arrivare fin qui? Credo che l'innovazione e essere i primi in parecchi campi, anche se sembra una cosa messa lì così, cioè in parecchi, anche se lavoriamo effettivamente nei campi, ma essere stati i primi in molti campi, ci ha permesso oggi di essere qui, diciamo, con una bella azienda, ecco, con un'azienda che è considerata una chicca, non è enorme, abbiamo dei competitor che sono molto più grandi di noi, però resistiamo e siamo stati un piccolo faro anche per loro. Quanto ha influito nella sua passione il fatto che sia nato in questo mondo? Sicuramente ha influito il fatto che mio papà mi accompagnasse da ragazzino in mezzo ai campi, e già da allora io metabolizzavo, pensavo a cosa avrei fatto da grande. Con questa opera intendiamo dare il nostro piccolo contributo per trasmettere ai nostri coetanei la consapevolezza dell'ingegno delle genti venete, le quali, coniugando senso dell'intrapresa, spirito di sacrificio, dedizione al lavoro e voglia di riscatto da un'antica povertà, hanno determinato il progresso sociale ed economico di questa straordinaria regione, il quale modello è diventato un caso di scuola.